La forza di Verona è questa, che io ho creato per passione, perché ero consulente della psichiatria e già 15 anni fa non riuscivo a capire come venivano gestiti questi disturbi. Mi sono appassionato di questi disturbi e sono andato a imparare nei centri importanti da persone che sono qui, da opinion leader, in particolare in Inghilterra e a Edimburgo, con cui noi collaboriamo. La forza di Verona è che siamo partiti prima e che sono riuscito nel tempo a costruire un team multidisciplinare su questi disturbi, fatto da neurologi, psichiatri, fisioterapisti, fisiatri e psicologi, adottando quelli che sono i modelli internazionali. E si è arrivati a questo registro nazionale. Io, in qualità di presidente della Società Italiana Parkinson, ho costituito questo registro dei disturbi motori funzionali, che rappresentano il 50%, includendo dei disturbi funzionali, includendo 25 centri nazionali, di terzo livello, e che ci ha permesso di pubblicare un sacco di lavori, di essere, diciamo così, molto invidiati dagli centri europei, perché ovviamente non esistono registri, e che ci ha permesso appunto di arrivare a prendere 2 o 3 finanziamenti di neurologia del Ministero della Salute, del Ministero della Sanità e dal Ministero appunto dell'Università, quindi per un totale di 1.800.000 euro, e recentemente il professor Balbui, con cui io collaboro, ha vinto un grant per la parte psicologica e psichiatrica sempre su questa tematica. È un registro che nasce a Verona, dentro al sito web della nostra società, e che include 1.500 pazienti. A Verona è il centro più grande, ovviamente noi gestiamo 300, perché le risorse sono queste, 300 pazienti all'anno, e ci tengo particolarmente a dire che 2 anni fa noi abbiamo costituito l'associazione dei pazienti. L'associazione dei pazienti, che si chiama IDNF, con un nostro sito, perché questi pazienti siano in contatto con noi, siano in contatto con loro. Proponiamo degli eventi ludici di raccolta fondi e ogni mese ci sono degli webinar informativi, perché l'informazione è estremamente importante.